tutti ragazzi, ben in un nuovo video del Mercato Batman Napoletano. Come state? Spero tutto bene. In questo video andremo a fare il mercato che farei edizione Napoli, come avete visto qui sotto nel titolo. Piccola parentesi, dalle 5:20, 5:30 non usciranno video, dalle 5 più o meno non usciranno video, perché devo andare a fare un provino con una squadra di Serie A, non vi dico quale, indovinatela voi qui sotto nei commenti. Anzi no, fate un post dove scrivete il nome della squadra e non vi fate ingannare, non deve ingannare dall'apparenza, cioè non pensate che sia magari una squadra rispetto all'altra. Fate un post Instagram dove scrivete la squadra con lo sfondo, il logo della squadra, scrivete anche la squadra e sotto mi taggate. E io ovviamente vi taggerò tutti. Mi chiamo Batman Napoletano, ovviamente. Vabbè, direi di incominciare. Allora, come budget abbiamo 50 milioni di euro. Allora, direi di incominciare dalle cessioni e poi dagli acquisti. Allora, come portiere, io vado a cedere Meret. Secondo me è finita, cioè tempo 1 o 2 anni ed è finita l'era Meret degli scudetti. Perché ora a 28 anni, tempo 1 o 2 anni, incomincerà a calare. Quindi direi di cederlo. Poi ha un prezzo di 16 milioni di euro. Poi cedo João Jesus, 4 milioni di euro, a 4 milioni di euro. Scelgo di cedere anche Leonardo Spinazzola a 4 milioni di euro, allo stesso prezzo. Perché non... Ok, ci ha fatto vincere uno scudetto, però non è che mi convinca così tanto. Poi Gilmour lo cedo anche, 30 milioni di euro, la stessa cosa Lobotka, però invece di 30 a 20 milioni di euro, perché diciamo a 30-31 anni, quindi per l'età, qua tra virgolette, i club non è che ci vanno a spendere tanto. Poi Neres lo vado a cedere a 32 milioni di euro. Poi vado a vendere Lukaku a 25 perché massimo lo puoi cedere a 25 milioni di euro e non più. Non puoi cedere perché diciamo anche lui per lo stesso discorso di Lobotka, che tra virgolette è anziano, ha 31-32 anni, anche 33. E quindi non è che i club si vanno a prendere i vecchi ad alto prezzo. Poi Lucca, pure è uno che devo io cedere, vorrei se fossi il presidente del Napoli, a una cifra di 20 milioni di euro, perché non è che sta facendo così tanto bene al Napoli. Ha fatto 2 gol in 15-17 partite. Oppure lo andrei a includere in qualche scambio se non riesco proprio a venderlo. E con la somma di tutte queste cessioni più il budget che ci siamo dati all'inizio, vi ricordo, di 50 milioni di euro, raggiungiamo una modesta cifra di circa 201 milioni di euro. Ora vi vado ad elencare gli acquisti che farei per rinforzare e per vincere tutto con Napoli. Allora, per 30 milioni di euro andrei a cedere Svilar. Cioè andrei ad acquistare Svilar dalla Roma per 30 milioni. Portiere che può fare il titolare a Napoli. Magari si può includere anche in uno scambio tra Milinkovic Savic e Svilar. Magari ci va a dare tu Napoli Milinkovic e ci aggiungi 15 milioni di euro, 15-20 milioni di euro. Minimo dice. Oppure magari si alterna tra campionato e Coppa e Champions League.
Cosilar, come diciamo fino all'infortunio di Meret stava facendo. Poi Tomori 20 milioni di euro ne vado ad acquistare. Poi Juan Sanchez vado anche ad acquistare per sostituire Spinazzola, lo vado a comprare per 20 milioni di euro. Calciatore che il Napoli già voleva in estate, giocatore giovane, 21enne, che può essere il futuro del Napoli. Poi vado ad acquistare per 40 milioni di euro anche Çalhanoğlu, attuale centrocampista dell'Inter. Poi vado ad acquistare anche Dani Celebriacos, Celebriacos o Celebriacos, adesso non mi ricordo, ditemi come si legge il nome qua sotto nei commenti, per 20 milioni di euro. Poi vado a riacquistare Giacomino Raspadori, che resterà sempre nel mio cuore per i 2 scudetti vinti, a 20 milioni di euro. Con 50 milioni rimasti vado ad acquistare Pio Esposito, Francesco Pio Esposito, per 50 milioni. Perché proprio 50 e non di meno? Che secondo me l'Inter non lo cederà a meno di 30-35 milioni di euro. Perciò, quindi 35-40 milioni, se proprio lo deve cedere. Quindi io lo andrei ad acquistare alla modesta cifra di 50 milioni di euro, che con le prestazioni che sta facendo ci può pure stare. Prestazioni da veterano sta facendo. Bene ragazzi, grazie a tutti per la visione, ci vediamo in un prossimo video, mi raccomando iscrivetevi al canale e lasciate un bel like. Ciao!